Siamo con Fausto Carpani, presidente dell'associazione Il Ponte della Bionda. Fausto, come è andata questa esperienza all'ippodromo? Tra l'altro vi abbiamo visto anche in premiazione premiare appunto il gentleman che ha vinto la prima corsa. È stata una bella esperienza perché mi sono reso conto una volta di più che il cavallo veramente è un animale splendido. Vedere correre questi quadrupedi è una cosa bellissima, cioè, poi fra l'altro io vedo che vanno a una velocità che per me è pazzesca, è stato veramente bello. Per uno, dico questo, per uno che mi ha sempre visti perché abitavo qui di fronte, l'ho detto anche prima. L'esperienza per quello che riguarda la nostra associazione e soprattutto quello che abbiamo fatto, che ha fatto Roberta qui con la sua polenta, anche questa è andata molto bene. E abbinare le corse dei cavalli con un cibo antico come la polenta ha dato dei buoni frutti. Bene, io ringrazio Fausto Carpani e niente, speriamo di vedervi presto nuovamente all'ippodromo.